Bentrovati, siamo nell'interno di Villa Mimosa, oggi si parlerà di sport, ne parleremo con alcuni politici del nostro panorama cittadino e regionale. Ci vediamo fra pochissimo, Global, in vostra compagnia. Cosa c'è stasera che ieri non c'era? Che scemo Super Globes. Bentrovati amici, nuovo appuntamento di Global, siamo in compagnia dell'onorevole Piana. Buonasera onorevole, Buonasera. Siamo a Villa Mimosa, mi racconta cosa succede quest'oggi qui? Noi oggi siamo, io come Presidente della Commissione Sport del Consiglio regionale, invitato a una conferenza provinciale sullo sport organizzata dal CONI. Come Regione forniremo le ultime novità, in modo particolare perché nelle prossime settimane approveremo in Commissione il piano triennale dello sport, quindi la programmazione che la Regione farà sino al 2005 con delle novità circa l'assistenza e la tutela sanitaria, l'assistenza fiscale delle società sportive, nonché i contributi per ogni singola disciplina che le società sportive riceveranno. Quindi riveste particolare importanza perché ricadiamo sia sotto approvazione della programmazione triennale sia sotto finanziaria, quindi c'è molta attenzione da parte del CONI, di tutto il mondo sportivo isolano, alle notizie che forniremo stasera in questa assemblea che il CONI ha organizzato in questa bellissima cornice di Villa Mimosa. Cosa c'è stasera che ieri non c'era? Che scemo Super Globes. Lo sport sta cambiando, credo, in questa provincia, sta cambiando in maniera positiva. Lei che ne pensa? Penso che in questo momento stiamo vivendo un periodo magico, in quanto abbiamo delle squadre ai massimi vertici, penso alla Dinamo, alla Front Garden, alla Torres, ma anche alle squadre di golf, di tennis, che militano nei massimi campionati, nei massimi livelli e sono per noi uno strumento fondamentale e un mezzo speciale per promuovere anche turismo nel nostro territorio. Quindi comunque lo sport ai massimi livelli serve in ogni caso per dare più risalto a questo turismo di questa nostra Sardegna? Sì, certamente, anche perché lo sport è uno strumento, un mezzo in movimento e soprattutto si muove in un periodo in cui noi abbiamo bisogno di far conoscere il nostro territorio, in un periodo che non è l'estate, in un periodo in cui non si va al mare, ma che si può venire lo stesso in Sardegna, nella provincia di Sassari, per apprezzare le tante bellezze e bontà. Il Presidente della Front Garden credo che abbia qualcosa da dire in occasione di questa giornata dedicata allo sport, questa giornata organizzata dalla CONI provinciale. Diciamo che giornate come queste ce ne vorrebbero tante, però a dire il vero se ci ricordiamo del passato, degli ultimi 15 anni, 20 anni, era un'istituzione come quella del CONI era completamente assente. Ora da un paio d'anni a questa parte è un'istituzione che è viva, che è presente non soltanto nella città ma in tutto il territorio. Questo vuol dire che si sta operando con grande professionalità e con grande capacità e di questo ce ne rendiamo conto tutti quanti, noi operatori a livello dirigenziale, a livello di tecnici, a livello di atleti c'è un grande seguito, c'è un grande interesse. Questo sicuramente perché si sta lavorando con estrema professionalità ed è diciamo un buon auspicio specialmente anche per il futuro. Quindi comunque lei dice che comunque è importante che l'amministrazione segua queste squadre. È importantissimo perché per poter crescere si ha bisogno di molteplici aiuti e quella che è preposta fondamentale come il CONI è chiaramente quella che dà degli indirizzi sportivi, nel caso particolare nonostante ci siano delle grossi problemi dal punto di vista economico, però diciamo che nel caso particolare quello provinciale il CONI sta operando dando in alternativa altre cose se non risorse economiche, sicuramente grossi contributi dal punto di vista come servizi. Cosa c'è stasera che ieri non c'era? Che scemo Super Globes. Ancora in compagnia del professor Giuseppe Dell'Itala, al quale chiedo, intanto buonasera, ben ritrovato nel nostro programma, buonasera. Crede che lo sport in questa provincia di Sassari stia cambiando?
credo che dovrebbe cambiare nel prossimo futuro con la nascita di specialisti in medicina dello sport. Lei sa benissimo che queste figure sono attualmente carenti nella provincia e quindi la creazione, la formazione di giovani specialisti penso possa essere utile allo sportivo, in primo luogo per consentire una pratica corretta, onesta dello sport e quindi anche per evitare tutti gli aspetti deleteri che attualmente sono anche su tutti i giornali, come ad esempio il doping eccetera, ma soprattutto lo specialista ha il compito, il dovere di gestire globalmente l'atleta e quindi di avere una visione globale dello stato di salute o meno dell'atleta. Siamo sempre qui, Villa Mimosa, in sala ho visto tantissimi sportivi, ancora una volta in compagnia del presidente provinciale del CONI, che è il dottor Giannicola Montalbano, tantissimi sportivi, questa credo che sia una cosa positiva comunque, l'interesse da parte degli sportivi. Certo, perché proprio gli sportivi sono quelli che proprio stanno sul campo, quelli che veramente giornalmente, quotidianamente vivono i problemi dello sport. Problemi, vittorie, successi, insuccessi, quindi è necessario averli qua, sentire eventuale una loro testimonianza e sentire un po' quali sono veramente le cose negative che lo sport ci circonda in questa provincia, nel territorio della provincia di Sassari.